Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla Live Splash del vostro marietto veneziano e oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo che il bello deve ancora venire. Il bello che il vostro marietto già dal 2010-2015 vi aveva preannunciato si sta concretizzando. Chiaramente io alcuni concetti li ho messi anche in altre pillole per chi segue da tanto tempo il marietto le ha viste, quindi alcune volte quando dico delle cose parto dal presupposto che le abbiate già sentite da altre pillole, sempre il vostro marietto veneziano. Ma oggi vi voglio spiegare perché c'è questa terminologia che siamo al verde, che il bello deve ancora venire. Allora, è un discorso un po' così. Allora, nell'antichità si usavano le candele e l'ultimo pezzo della candela per indicare che stava per finire era di colore verde. Quando le candele arrivavano su colore verde, praticamente si capiva che era la fine della candela. Quindi il fondo della candela era verde. Quindi quando si dice siamo al verde, è un modo di indicare che la luce, non quella del gas e neanche quella elettrica che fa un po' il nostro ministro, che non è stato eletto, no? Noi siamo, come si suol dire, una democrazia, ma dagli ultimi 15 anni non c'è un primo ministro che è eletto dal popolo. Lo ripeto, negli ultimi 15 anni, sebbene noi andiamo a dire ai sovietici che noi siamo una democrazia, negli ultimi 15 anni non c'è un ministro, un primo ministro che è stato eletto dal popolo. Sono sempre stati dei putsch camuffati, governi tecnici, Superman, Super Mario e tutte quelle cose. Quindi noi siamo al verde, il bello deve ancora venire e ci stanno dicendo che la democrazia ucraina è sotto attacco. Cosa che invece, come vi ho detto, negli ultimi 15 anni noi non abbiamo avuto un governo che sia uno che sia stato eletto democraticamente, o almeno il primo ministro non è stato eletto democraticamente. Quindi stiamo andando verso una cioè non una piramide, ma verso uno scoscendimento, un dirupo, no? Dopo aver subito per 2 anni questa, potremmo dire, dittatura farmacologica, gli unici che ci hanno guadagnato e che non sono al verde sono le industrie farmacologiche che hanno venduto ai vari stati questi vaccini sperimentali, i quali vaccini sperimentali finiranno nel 2023, lo ripeto, 2023 la sperimentazione. Quindi praticamente ci troviamo ancora a sapere quali ehm, effetti occulti o effetti deleteri avranno le popolazioni che si sono fatti vaccinare. In Italia dicono che si è fatto vaccinare il 90% della popolazione, mettiamo anche che un 10% abbia magari dei Green Pass un po' farlocchi, diciamo anche l'80% della popolazione. No? Continuano ad andare a essere intubati quelli che si sono fatti vaccinare, perché chiaramente ormai la maggioranza di quelli che vanno nelle camere di rianimazione sono vaccinati, per forza di cosa, se c'è l'80% della popolazione che è vaccinata, vuol dire che questo vaccino qualche pecca l'ho avuto anche dopo la terza vaccinazione. Io personalmente ho conosciuto un signore che era un sindaco di una grande città che purtroppo dopo la seconda vaccinazione è andato dall'altra parte del vero. Comunque queste cose non si possono dire. Allora, la situazione è così, stiamo uscendo da questo Green Pass, da dittatura farmacologica spaziale, no? Penso che se arrivassero veramente gli extraterrestri in carrozza come dicono, si farebbero un grande punto di domanda a che punto è l'intelligenza umana. Penso che nessun essere del cosmo si sia mai fatto vaccinare 3 volte per un virus creato nelle industrie farmacologiche o nelle industrie militari. Poi ci hanno detto 6 mesi prima che finisse questo vaccino, questa corsa al vaccino, ci hanno detto che l'Italia era in ripresa, che l'Italia stava uscendo dalla crisi e stava esplodendo i soldi, non sapevano più dove mettere i soldi. Poi, mentre tutti gli altri stati stavano togliendo questo, questo Green Pass dalla Svizzera all'Inghilterra, alla Danimarca e altri stati, no? Arriva giù una tegola e ci dicono che aumenteranno del 40% il gas e l'elettricità, mentre ci sono persone che hanno avuto, e
alberghi, del 400% l'aumento, cioè praticamente una tassa sopra tassa che non andrà praticamente allo Stato italiano, ma andranno a rimpinguare le tasche delle multinazionali che ci forniscono il gas e l'energia. Quindi una frottola dietro l'altra, una democrazia che non ha avuto negli ultimi 15 anni un presidente eletto dal popolo. E in più adesso ci vengono a dire che dobbiamo difendere l'Ucraina, che è un po', è uno Stato che nel 2014 ha avuto un putsch, che c'è stata una rivoluzione arancione, la quale aveva 24 studi, chiamateli studi, oppure 24 uffici o 24, non so come potremmo definirle, fabbriche biologiche, batteriologiche da guerra. Cioè praticamente in Ucraina i russi avevano scoperto, e non solo i russi ma anche i cinesi, infatti i cinesi hanno chiesto perché in Ucraina c'erano 24 uffici, studi, non so come potremmo chiamare, caserme batteriologiche che studiavano o, industrie, chiamatele poi come volete, che studiavano batteri e virus contro la popolazione russa. No? Quindi siamo in una situazione in cui non riusciamo a capire perché all'Ucraina è stato dato 1 miliardo di armi, no? Prima ancora che iniziasse questa guerra. Quindi io non do ragione a Putin perché ho sempre detto che i russi ci avrebbero invaso e ci avrebbero portato nel Medioevo, però purtroppo chi era al governo, prima di tutto non sa che esiste la reincarnazione e quindi nelle prossime reincarnazioni questi soggetti andranno sicuramente nel paradiso del Brissago. Ma penso che il bello debba ancora venire, perché se adesso i talk show di regime continuano a picchiare il chiodo in una direzione, vuol dire che il bello sta ancora per venire e ci stiamo avvicinando al bene. Cari amici, alla prossima live. Ciao.